Ciao a tutti, oggi siamo a Rebecco per promuovere un bando pubblicato dal Comune in questi giorni e che riguarda la gestione di alcune proprietà, alcuni immobili che il Comune di Bonorva ha nel borgo di Rebecco. Vi invitiamo a prenderne visione perché ne vale veramente la pena, visto che il nostro borgo ha avuto anche un'importanza non indifferente dal punto di vista storico e dove, oltre alla natura, troverete tante possibilità di arricchimento culturale e artistico. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di dare un'altissima offerta ricettiva in questa splendida cornice, soprattutto in un circuito che va da Rebecco, dal complesso delle due musei di Sant'Andrea Briu e alle tenute Compendio Mariani. A un passo dal nuraghe di Torralba, tutto questo diciamo che è inserito in un circuito archeologico culturale importantissimo. È un bando che vuole in qualche modo mettere Rebecco al centro del territorio, siamo vicinissimi a tantissimi siti archeologici, noi speriamo che la promozione che questo video potrà in qualche modo produrre possa portare tanto interesse nei confronti di questo bando e speriamo di avere a Rebecco il nostro albergo diffuso. Un progetto di albergo diffuso che prevede una decina di case di proprietà comunale che sono state completamente ristrutturate e riqualificate, arredate, climatizzate. Nell'ostello principale si ha la reception con un servizio cucina e con altri tipi di servizi anche dal punto di vista di informazione turistica, invece nelle altre case si ha la funzione del pernottamento. È un interesse di questa comunità, di questa amministrazione, ma io credo che sia anche un interesse di tutto il territorio. Ci auguriamo che veramente questo posto, perché lo merita, possa diventare un fulcro importante di tutto il territorio e possa davvero rappresentare un elemento di sviluppo e di economia.